buongiorno a te, buongiorno dottor Save, siamo in casa della MOM e siamo qui per farci raccontare, se volete avvicinarvi, chi vuole parlare, ecco, su quelle che sono innanzitutto le caratteristiche di questa macchina. Qui abbiamo una seminatrice, anche questa una seminapacciamatrice, perché anche qui stende il film plastico, anche questo è Mater B, giusto? Sì. Ecco, e Sì, è una macchina combinata per la stesura del telo pacciamato più la semina che viene fatta in questo caso per zucca a una fila o può essere modulare la macchina con più file. Abbiamo anche la stesura dell'ala gocciolante, quindi per proseguire sempre sul discorso dell'irrigazione, del mantenimento dell'umidità e tutto, quindi usiamo il telo per gli infestanti e tutto quanto, e dopo abbiamo la semina diretta che viene fatta in maniera pneumatica. ah, ecco, questo è interessante, quindi una semina di precisione. Sì, praticamente andiamo a forare il telo nel vario spazio e mettere giù il seme che può essere zucca, zucchina, tutti i tipi di orticole, insomma, con varie distanze e varie misure di lavoro. Una ruota pressatrice che permette al seme di mantenere l'umidità. Ok, questo è il funzionamento. Ecco, qui tu dici appunto che puoi affiancare più file, Sì. no? Ecco, insieme, perché appunto affianchi degli elementi di semina. Come si va a modificare la distanza fra un seme e l'altro? Ma allora costruiamo, ci sono, le faccio vedere, i vari bicchieri di lavoro dove andiamo a depositare il seme in maniera pneumatica, cade dentro a questi bicchieri e possono essere, adesso in questo caso a 80 cm un foro dall'alto, ma possono essere varie sezioni di bicchieri per stringere o aumentare il passo di semina. Ecco, quindi varie tipologie di ruote a discrezione del cliente, anche da modulare in un secondo momento, quindi si può avere una macchina a 3 fori in questo caso a 80 cm, ma può diventare a 6 fori a 40 cm, ecco, quindi le macchine sono tutte abbastanza modulari che si possono per soddisfare meglio le esigenze del cliente con la stessa macchina. Si può avere, adesso in questo caso qua abbiamo solo una ruota che lavora al centro con il deposito delle 2 manichette, oppure si possono avere varie sezioni di ruote a 45, a 90, a 75 in base all'esigenza del cliente. Assolutamente, solo che con questo sistema non riusciamo anche qui a proporre l'uso della pacciamatura anche in semina e non solo in trapianto, e sappiamo che alcune culture, anzi questo potrebbe far recuperare anche dello spazio alla semina rispetto al trapianto, che ultimamente dove era possibile il trapianto ha un po' diciamo, Certo. no, ecco, superato per la garanzia che dava di maggiore e migliore attecchimento. Quindi, sì, anche per un discorso di costi tutto, e sappiamo che il seme, insomma, rispetto a un trapianto per l'agricoltore incide molto meno, quindi è stata pensata questa macchina qua per varie tipologie di orticole, di sementi e tutto quello che può servire adesso. comunque una breve parola, io la MOM l'ho conosciuta per un'altra macchina, è quella che vi ha reso famosi. Sì, sicuramente noi siamo più propensi, insomma, con lo Strip and Walk, che è la macchina, insomma, che ci dà più soddisfazione e dove stiamo sempre cercando delle migliorie, e ormai siamo arrivati a un punto, a un buon livello, e siamo contenti del nostro lavoro. È una macchina che fa? Fa praticamente una minima lavorazione a strisce, prepara il terreno a strisce per prepara incidente di campo. Prepara il terreno, il lato di semina a strisce solo dove andiamo. Sì, cosiddetto strip till. Strip till, no? esatto. Strip E dopo noi siamo anche, insomma, abbiamo da storico, ecco, da sempre, anche sull'irrigazione, sui vari stand di manichetta e anche avvolgitori per raccogliere l'ala gocciolante, insomma. Ecco, anche queste sono delle attrezzature molto interessanti, le vedremo a Valle Vecchia, mi auguro, e sono appunto quelle piccole attrezzature che facilitano poi le operazioni di campo, che sono quelle del recupero della manichetta, eccetera. Molto bene. E
Adesso volevo chiamare vicino a me Graziano Furlan, che è oggi in rappresentanza della Spectra Agri, che insieme, diciamo, avete fatto questa collaborazione. Tu hai fornito il trattore, un trattore dotato di... Sì, buongiorno a tutti intanto. Sì, intanto volevo presentare un pochettino l'azienda. Spectra Agri Vantage Italia si occupa appunto di agricoltura di precisione, tecnologie e servizi da un ventennio, opera a livello nazionale. Qui vediamo appunto un trattore allestito con un sistema di guida automatica RTK che è abbinato poi appunto alla aiolatrice e seminatrice della MOM. In questo caso appunto la precisione diventa fondamentale non solo per andare dritti, ma per garantire un regolare distanziamento tra le ali gocciolanti, quindi a garantire un'equa disponibilità di spazio, acqua e fertilizzanti tra tutte le piante. Sì, diciamo che la guida con la precisione che fornisce il vostro sistema, l'RTK, consente di rispettare in modo rigoroso quelle che sono i sessi d'impianto decisi a tavolino, sì. Quindi le distanze fra una passata e la successiva e quant'altro. Direi di più, nel senso che la guida RTK poi diventa ancora più indispensabile in tutte quelle applicazioni dove è richiesta la ripetibilità o comunque la memoria assoluta di localizzazione. Ecco, vogliamo sottolineare a chi ci ascolta questo aspetto che è fondamentale, cioè è un sistema che ha memoria dei passaggi fatti e questo ci può portare a dei vantaggi. Sì, vantaggi senza dubbio, perché in altre applicazioni è possibile addirittura stendere una manichetta di ali gocciolanti a una profondità di ad esempio 30-40 cm, quindi fare subirrigazione, poter seminare direttamente sopra le linee di irrigazione e effettuare lavorazioni del terreno in interfila senza danneggiare appunto le ali gocciolanti stesse. Poi sì, come Spectra Agri ci occupiamo in generale, come dicevo prima, di tecnologie e servizi per l'agricoltura di precisione. Due parole appunto riguardo ai marchi che rappresentiamo in Italia: Trimble per i sistemi di guida, Mural Electronics per la trasformazione e automazione delle attrezzature e Precision Planting perché è un po' riferimento per quanto riguarda la semine di precisione. Che poi è quel sistema statunitense, giusto? Esattamente, sì, esattamente, che consente ci garantisce una profondità di semina costante a variare appunto delle condizioni del terreno, tessitura, sofficità del terreno stesso, e quindi un'emergenza uniforme, di conseguenza disponibilità di acqua, di risorse sempre più scarse, sempre più costose per l'agricoltura, quale l'acqua e i fertilizzanti. E vedo sopra la nostra testa un esacottero. Abbiamo anche una novità, e novità di quest'anno sono appunto le stazioni meteo della Senkrop e soprattutto un nuovo progetto che abbiamo avviato quest'anno insieme al dottor Piccino, nostro collega, e a cui lascio la parola. È un progetto nuovo per l'applicazione del drone in agricoltura. Vi lascio la parola. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sì, come ha detto il mio collega Graziano, Spectra Agri da quest'anno ha dato avvio a questo progetto che prevede l'utilizzo di droni in agricoltura. I campi di applicazione possono essere molteplici, ok? Quindi ecco, prova sì, adesso. A farlo scendere. Sì, adesso ecco, lo riporto in guida manuale. Con questo monitor lui ti sta fornendo il drone è un'immagine. Come potete vedere, il drone è allestito con una camera frontale. Ok, quella lì, adesso la porto più vicino, eccolo qua. Il drone è allestito con una camera multispettrale a 5 bande, quindi riesce a rilevare differenti lunghezze d'onda emesse dalla coltura. Qual è lo scopo di questo? È rilevare, fare una fotografia di come sta evolvendo la coltura dal punto di vista della salute, e dà la possibilità anche di rilevare attraverso appunto queste bande, di andare a calcolare degli indici vegetazionali in grado di definire l'indice vegetativo, di definire la vigoria, la biomassa, eventuali stress idrici, lo spostamento, traslocazione degli zuccheri ad esempio, o a eventuali attacchi di parassiti. Certo. Quindi certo. La camera va ad indagare la nostra cultura e ci dice come sta evolvendo in diverse fasi fenologiche. Lo step successivo qual è? Quello di andare ad elaborare questi indici e spazializzarli su delle mappe dove ci si rende conto di dove sono le zone che devono essere maggiormente trattate con concimazione oppure anche ad esempio con degli amendanti agricoli. L'elaborazione successiva chiaramente
è quella di creare delle mappe di prescrizione, ok? Quindi prescrivere, creare delle mappe da introdurre poi o su sistemi satellitari oppure direttamente anche su un drone opportunamente allestito e andare direttamente a trattare sulle nostre colture dove effettivamente dove serve, quindi a rate o variabile, evitando quindi sprechi di prodotti. Benissimo, e siamo con voi ovviamente nel cuore della precisione che coinvolge l'irrigazione ma va anche al di là perché la precisione non ha confini. Esatto. Io ti chiedo, è questa la macchina che consente di fare diciamo dei trattamenti, delle... Sì, la macchina è la stessa, infatti se fosse solo per fare lo scopo diciamo di indagine servirebbe un drone, basterebbe un drone più piccolo. Abbiamo scelto questo drone perché può essere allestito con un serbatoio, degli ugelli per la distribuzione liquida oppure un serbatoio con dei distributori granulari o anche per fare lotta biologica, ad esempio contro la piralide del mais. Si può allestire con un serbatoio di capsule contenenti l'insetto nemico della piralide che può essere lanciato sulla nostra coltura. Sì. Ecco, attualmente dobbiamo ricordare che l'Europa vieta l'uso di qualsiasi prodotto registrato tramite distribuzione aerea, perché all'epoca aveva bisogno di contenere l'uso dell'elicottero o degli aeroplani che in Europa non è consentito, negli Stati Uniti sì. Quindi in questa fase diciamo che il drone non può, è assimilato a tutti gli effetti appunto a un mezzo aereo, quindi non può essere utilizzato. I prodotti che vengono distribuiti sono appunto solo alcune tipologie di insetti utili o diciamo artropodi utili, perché direi che però, ci sono degli acari. Esattamente. Ecco. Poi se vogliamo parlare strettamente applicato all'ambito dell'irrigazione, come dicevo prima, sia con una camera multispettrale ma anche con una camera termica, noi siamo in grado di definire dove abbiamo il maggior stress idrico nelle nostre colture, quindi di conseguenza programmare un'irrigazione di precisione solo effettivamente dove serve. Inoltre c'è la possibilità di rilevare anche l'andamento orografico, quindi adesso siamo in pianura, ma se fossimo in una condizione di collina ad esempio, noi saremmo in grado di fare un volo preventivo che vada a ricreare sia in 3D ma anche con il DEM, il modello digitale del terreno, l'andamento orografico, di conseguenza pianificare sia l'impianto della nostra cultura ma anche l'impianto irriguo, in base alle linee di massima pendenza, insomma in base all'andamento del nostro versante, tutto con un volo. Sì, molto interessante, bravo, molto bello.